Buongiorno cari amici della Tenda TV e di Radio Palazzo Carli. Sono Don Davide Forest, presbitero della nostra diocesi di Vittorio Veneto e in questo momento sono educatore della comunità giovanile del nostro seminario. Ieri abbiamo iniziato il nuovo anno liturgico con la prima domenica di Avvento e oggi continuiamo il nostro cammino in questo lunedì 4 dicembre 2023. Il tempo di Avvento, lo sappiamo, è un tempo prezioso nel quale ci viene donata la grazia di ravvivare la nostra attesa del Signore Gesù. La liturgia della Chiesa in questi giorni ci fa ripetere spesso «Vieni Signore Gesù» e con questa invocazione vogliamo camminare verso la solennità del Natale del Signore. Il cristiano vive immerso nell'attesa del Signore, l'attesa della celebrazione del Natale, ma soprattutto l'attesa dell'incontro definitivo, ultimo, col suo Signore, e per questo tiene il cuore desto, sveglio, pronto. Ecco, prima di ascoltare il brano evangelico che oggi la liturgia propone alla nostra meditazione, invochiamo lo Spirito Santo con le parole di una preghiera della comunità monastica di Bose. Dio nostro Padre, manda su di noi il tuo Spirito Santo perché spenga il rumore delle nostre parole, faccia regnare il silenzio dell'ascolto e accompagni la tua parola dai nostri orecchi fino al nostro cuore. Così incontreremo Gesù Cristo e conosceremo il suo amore. Egli vive e regna, ora e nei secoli eterni. Amen. Il Vangelo di oggi è tratto dal capitolo 8 dell'Evangelista Matteo. Dal Vangelo secondo Matteo. In quel tempo, entrato Gesù in Cafarnao, gli venne incontro un centurione che lo scongiurava e diceva: Signore, il mio servo è in casa, a letto, paralizzato e soffre terribilmente. Gli disse: verrò e lo guarirò. Ma il centurione rispose: Signore, io non sono degno che tu entri sotto il mio tetto, ma di soltanto una parola e il mio servo sarà guarito. Pur essendo anch'io un subalterno, ho dei soldati sotto di me e dico a uno va ed egli va, a un altro vieni ed egli viene, al mio servo fa questo ed egli lo fa. Ascoltandolo Gesù si meravigliò e disse a quelli che lo seguivano: in verità io vi dico, in Israele non ho trovato nessuno con una fede così grande. Ora io vi dico che molti verranno dall'Oriente e dall'Occidente e siederanno a mensa con Abramo, Isacco e Giacobbe nel regno dei cieli. È un episodio evangelico quello che la liturgia oggi ci propone, pieno di verbi di movimento. Abbiamo sentito, c'è il centurione che viene incontro a Gesù, poi Gesù che si propone di andare e di guarire, poi ancora quegli esempi del centurione: dico ad un servo va ed egli va, vieni ed egli viene, fa questo ed egli lo fa. Ecco, dentro questa dinamica di continuo movimento avviene un incontro fra Gesù e il centurione, il quale avverte la compassione nel cuore verso quel servo che paralizzato soffre terribilmente, annota Matteo. E allo stesso tempo riconosce l'autorevolezza di Gesù. In greco si usa la parola exousia per dire questa autorevolezza riconosciuta a Gesù.
Riconosce cioè in Gesù colui che solo può salvare la vita di quel servo e per questo si rivolge al Maestro. Riconosce in particolare l'autorevolezza della presenza di Gesù e della sua parola. Di soltanto una parola e il mio servo sarà guarito. Sono parole che conosciamo bene noi perché le ripetiamo in ogni Eucaristia. Forse a volte le farfugliamo un po', già magari cercando il numero del canto di comunione. Di soltanto una parola, però, è una delle più belle professioni di fede riportate dai Vangeli. Possiamo ampliarla così. Signore, basta che tu dica una parola. So che la tua parola è potente, è una parola di salvezza, perché sgorga dal cuore di Dio, un cuore innamorato dell'umanità. Oggi la liturgia ci dona la grazia di poter fare nostre le parole del centurione. E come lui, in questa giornata, portiamo al Signore le attese, i dolori, i sogni dell'umanità, magari di chi ci sta accanto o di chi incontreremo. Avvertiamo anche noi nel cuore la compassione e portiamo tutto di fronte al Signore. E Signore, di soltanto una parola. Un'ultima condivisione. Questo incontro col centurione culmina con quelle parole di Gesù che sono un'apertura straordinaria. Molti verranno dall'Oriente e dall'Occidente e siederanno alla mensa del Regno. In una parola, tutti. Ascoltando questo versetto che conclude il brano evangelico di oggi, mi sono subito venute in mente le parole che insieme a tanti altri giovani abbiamo ascoltato da Papa Francesco durante i giorni della Giornata Mondiale della Gioventù a Lisbona. Nella celebrazione di apertura così si è rivolto a noi. Amici, vorrei essere chiaro con voi. Nella Chiesa c'è spazio per tutti, per tutti. Nessuno è inutile, nessuno è superfluo. C'è spazio per tutti. La benedizione del Signore che invochiamo su di noi in questo giorno ci aiuti a mantenere il cuore aperto, aperto verso chi incontreremo, aperto nella compassione, nel condividere i sogni, ma anche i dolori delle persone che incontreremo in questa giornata. Il Signore sia sopra di te per proteggerti, davanti a te per guidarti, dietro di te per custodirti, accanto a te per accompagnarti, dentro di te per benedirti. Nel nome del Padre e del Figlio e dello Spirito Santo.